So che voi non dite che siamo salvi, insomma, però è stata forse una delle partite decisive per la salvezza. Sì, abbiamo fatto un bel balzo in avanti, poi sì, come 2 anni fa, quest'anno porta bene anche come ha detto il mister, quindi, però non ci dobbiamo accontentare, l'ho detto prima ai colleghi, quindi ecco, adesso dobbiamo archiviarla questa partita, perché abbiamo un'altra molto importante, dove affrontiamo una squadra secondo me più in forma del campionato in questo momento, e quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Sei rientrato in campo, sei pronto ad affrontare la tua ex squadra? Sono entrato in campo e ho preso un'altra botta sul quadricipite, quindi pronto non lo so, però cercherò in tutti i modi per esserci, perché ci tengo tantissimo, ecco, affrontare la mia ex squadra. Catania è la sorpresa del campionato, possiamo dirlo. Sì, Catania è la sorpresa del campionato e sicuramente lo possiamo diventare noi la sorpresa del campionato, quindi abbiamo un buon margine di punti in avanti, siamo quasi al nostro obiettivo, manca pochissimo. Come ho detto prima, dobbiamo fare più punti possibili in queste 8 partite per raggiungere più punti possibili. Si affronteranno due squadre che possono giocare con una certa tranquillità, potrebbe uscirne una bella partita. Sicuramente sì, si affrontano 2 squadre, diciamo, che in classifica stanno bene, ecco, quindi non ci saranno tensioni particolari, però ecco, speriamo che ne può uscire lo spettacolo per la gente, ma soprattutto di portare una vittoria in casa che manca da un po' di tempo.